Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la politica con il caso dei fondi del decreto foraggio per gli allevatori siciliani rimasti in stand-by a causa dell'assenza della maggioranza in commissione all'ARS. Il parere è stato rinviato alla prossima settimana. Passiamo alla cronaca. Avrebbe molestato delle ragazzine minorenni in palestra con intenti sessuali, così un istruttore sportivo di 27 anni è stato arrestato a Palermo. L'indagine è scattata dalla segnalazione di un genitore preoccupato dai racconti della figlia 14enne. In 3 hanno picchiato a sangue un giovane di 21 anni che avrebbe violentato una ragazza dopo una serata trascorsa in un circolo di bagheria. Tra gli autori dell'aggressione anche il padre e fratello della giovane. Il 21enne è stato arrestato per violenza sessuale. 2 siciliani sono rimasti feriti in 2 diversi incidenti sul lavoro, uno a Bologna dove un uomo si è tagliato il collo con una sega circolare, l'altro a Menfi dove un agricoltore si è ribaltato col trattore. E in chiusura il meteo, un'Italia spaccata in 2, quella che si presenterà nel weekend. In Sicilia dovremo fare i conti con 48 ore di fuoco, tanto che la protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione per rischio incendi, al nord invece ancora forti temporali e maltempo. I dettagli su queste notizie come sempre li trovate sul nostro sito www.unisicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.